Allora vi diamo il benvenuto al nono appuntamento del Taius. Iniziamo presentando ancora una volta che cos'è il Taius, ormai lo sapete meglio di me. Il Taius è un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche che rientra nella didattica al servizio del territorio, che è finanziata dai fondi del piano strategico, per cui devo ringraziare subito il dottor Massimo Di Silverio, il nostro direttore generale, che questa sera è qua con noi perché è colui che ci supporta economicamente, ma anche non solo economicamente, quindi ci fa molto piacere che sia qua, anche perché è la seconda volta che ci onora con la sua presenza, per cui siamo molto contenti. Ora chiamerei subito Gabriele a fare i saluti, gli onori di casa, visto che siamo ai Piombi, quindi ci presenta un po' la location. Siamo nelle antiche carceri della Repubblica di Venezia del 1400-1500, più precisamente siamo nei luoghi in cui c'erano le guardie proprio del castello. Ci arrestano, no? No, non ancora. Voci narrano che alla fine di questo locale, poi andrete a vedere, c'era un tunnel sotterraneo che univano questi luoghi al castello proprio di Udine. Perfetto. A posto così, non vi Benissimo, dilungo. noi ringraziamo tanto Gabriele Benissimo. di questa brevissima introduzione, grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Chiamerei invece adesso Cristina Cecconi, che viene a portarci i saluti dell'Elsa, dell'associazione che collabora all'organizzazione, e la inviterei anche a presentare la mostra bellissima che avete organizzato nelle nostre grandi aule, se può. Okay? Buongiorno, buonasera a tutti. Io porto i saluti del direttivo dell'Elsa. E per chi non lo sapesse, ELSA è l'associazione più grande al mondo di studenti di giurisprudenza, studenti e neolaureati, che è nata al fine proprio di offrire un'ulteriore possibilità agli studenti di approcciarsi e di approfondire lo studio delle materie giuridiche, ma non solo, è nata anche al fine di sensibilizzare ognuno di noi ad un sentimento di responsabilità sociale, ed è proprio in virtù di questo sentimento e di questo filo rouge che ci lega a tutti che oggi abbiamo inaugurato una mostra fotografica che sarà presente nelle grandi aule del Dipartimento di appunto Via Tomadini fino al 22 dicembre, il cui tema centrale e principale è la tutela dei diritti umani nei confronti del minore precisamente, ed è stata, diciamo, un'occasione, e speriamo sia un'occasione per tutti voi, che vi auguro appunto, vi invito appunto ad andare a visitare, per riflettere sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato e accompagnato. Ne approfitto e concludo per invitarvi inoltre alla conferenza di domani, del 1° appunto dicembre, che sarà la conferenza conclusiva del modulo Jean Monnet, coordinata appunto dalla professoressa Elisabetta Bergamini, sul tema della tutela della famiglia all'interno del diritto dell'Unione Europea. Aula 3 penso, allora, grandi aule, sì. Vedere la mostra proprio andando al esattamente. E ringrazio ancora la professoressa. Grazie a voi ragazzi. Allora, come al solito partiamo con i ringraziamenti. Devo ringraziare la dottoressa Marta Procuda, che aiuta sempre tantissimo nell'organizzazione, la dottoressa Giuseppina D'Arrigo del nostro ufficio di supporto alla didattica, è sempre timida, si nasconde, ma in verità poi controlla tutto. Sì, timida, con me fa la timida, con lei no, ma con me sì. Poi vorrei ringraziare tanto ovviamente Elsa, che ci dà sempre una mano anche corposa, e anche il gruppo dei tutor, lo faccio nella persona di Paola Marinosci, che è qua con noi e che c'è ogni volta. Allora, abbiamo un saluto da fare particolare a Gioia Boscariol, chiedo scusa, è una delle ragazze che collabora più attivamente all'organizzazione del Taius. Purtroppo oggi non può essere qui perché è chiamata ad affrontare una prova un po' difficile, ma le mandiamo un fortissimo abbraccio e contiamo di rivederla qua già la prossima volta, il prossimo Taius. Altra cosa che devo fare è dare la nostra maglietta al nostro ospite, che è Antonello Loreto, poi lo presenterò, vedrò chi è un po' piccolina, ma secondo me a tua moglie va bene, poi a te ne manderemo una un po' più grande, perché ho scelto io male la ok? Per cui è la nostra maglietta ufficiale del Taius, è la nostra novità dalla volta scorsa, quindi hai anche, no, poi te la metterai a Roma, ci farai pubblicità, e quindi l'altra cosa che devo fare è spiegarvi un pochino come funziona il Taius, perché dall'ultima volta abbiamo adottato un nuovo format
un format un pochino più articolato. Inizio io facendo qualche domanda al nostro ospite. Oggi il tema di attualità è un po' particolare in verità, perché non riguarda un tema giuridico in senso tecnico, ma riguarda le scelte che poi verrete chiamati a fare in futuro dopo aver conseguito il vostro titolo di studio, e quindi approfondiamo un po' questa storia, una bella storia, quella di Antonello Loreto, che è un ex giurista in verità, o meglio sei sempre un giurista che però poi ha deciso di fare altro, poi lui ci racconterà meglio. Dopo questa prima fase chiameremo l'azienda, in modo particolare il signor Mirko, che ci presenterà i prodotti dell'azienda Alturis. Questa sera abbiamo una sorpresa un po' per il nostro ospite che non può bere vino, quindi abbiamo fatto venire un'azienda che non fa solo vino ma fa anche birra artigianale, quindi potrai bere comunque, ti abbiamo messo in condizione di. E dopo questa fase in cui faremo l'aperitivo di là nella sala che c'è, attraverserete questo corridoio, troverete la sala. Nel frattempo, se volete, ci sono i libri del nostro autore a disposizione per chi volesse acquistarli, e dopodiché riprendiamo con un'azio interrogatoria che è gestita dagli studenti che vedete identificati con le nostre magliette. Sono un gruppetto ormai abbastanza numeroso che ci dà una mano a organizzare il Taius, e poi alla fine faremo il classico gioco finale in cui metteremo un po' alla prova il nostro ospite per conoscerlo meglio sotto il profilo personale. Credo di aver detto tutto, quindi passo a presentarvi il nostro ospite, che è Antonello Loreto. Antonello Loreto, dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in giurisprudenza, tra l'altro presso l'Università di Pescara, però tu eri a Teramo. Oggi proprio stasera non c'è la professoressa Montanari, che ha lavorato per tantissimi anni, tra l'altro proprio a Teramo, e hai una storia un po' strana in verità, nel senso che tu inizi occupandoti di intermediazione finanziaria, quindi intermediazione immobiliare, e ti iscrivi all'Albo Consob nel 1999, dal 99 al 2002 lavori per la Banca San Paolo Invest, se non ho capito male, con dei ruoli peraltro tutti, devo dire, molto di prestigio, prima come consulente finanziario timidamente, poi team manager, responsabile d'area, proprio in crescita continua. Dal 2002 al 2004 operi e lavori presso la Banca Lombarda Private Investment, dal 2004 al 2007 presso la Alpi Sim SPA, anche qui sempre ruoli apicali, dopodiché passi ai servizi di intermediazione immobiliare, dapprima dal 2008 al 2009 per la GSA e dal 2009 al 2014 invece per la Horus Investment a Trento. E qui viaggi tantissimo, hai girato mezzo mondo. Dopodiché hai fatto anche una brevissima esperienza accademica di 3 anni come assistente proprio della cattedra di economia degli intermediari finanziari, questo presso l'Università di Economia e Commercio dell'Aquila. Dopodiché approdi al mondo della comunicazione e della scrittura. Nel 2014 diventi partner dello studio Idea Comunicazione di Roma, e dal dicembre 2015 invece cominci proprio a dedicarti alla scrittura, ghostwriter, autore. Tra l'altro adesso curi questa bellissima rassegna letteraria a Milano che si chiama Incipit, dopo ce la descriverai un pochino, da ottobre del 2017, e a gennaio terrai anche un corso di scrittura creativa e marketing. In più, come vi avevo già un pochino anticipato, gli studenti lo sanno perché li sto torchiando da qualche giorno con questa cosa, lui è anche autore di questi 2 libri, il primo è La favola di Sid, il secondo invece un'altra scelta, e adesso capite anche perché abbiamo scelto questo titolo, Dal diritto alla scrittura, un'altra scelta, una favola, perché abbiamo giocato un po' su 2 titoli dei libri che ha scritto Antonello, dei quali poi ci parlerai. Allora, noi di solito esordiamo con una domanda classica, quindi la facciamo subito anche a te, è: come mai e perché hai scelto di iscriverti alla facoltà di giurisprudenza? Per favore non dirci anche tu che non la volevi fare, che ci sei finito per caso, perché ce l'hanno detto tutti. Grazie. Allora, buonasera a tutti, anzitutto vi ringrazio dell'ospitalità, ringrazio i Piombi, l'Università di Udine in maniera particolare. Mi sentite? Ok. E Silvia, che è stata molto, molto cortese e che ha organizzato questa serata. Allora, come mi sono trovato a studiare giurisprudenza, visto che non posso rispondere che ci sono arrivato per caso, dovrò inventare così su due. No dai, dici la verità, qui si dice la verità. Ma allora io vengo dall'Aquila, che è una città borghese. Mio padre era laureato in giurisprudenza e, come tutti, diciamo, i bravi ragazzi che finiscono al liceo classico, sono quasi
per forza indirizzati a un certo tipo di percorso. Però tu hai due fratelli, un fratello e una sorella che non hanno fatto giurisprudenza. No, infatti io essendo il primo sono stato la cavia. Ah, ecco, ora si spiega. Peraltro mio padre era iper amico di tantissimi avvocati nel Foro dell'Aquila, quindi ovviamente per ovvi motivi sono finito lì. Non posso dire che volevo fare un'altra cosa, o posso dirlo? No, puoi dire quello che vuoi, no, puoi dire quello che vuoi, scherzavo ovviamente. Scherzo anch'io. Per la verità la scelta è stata una scelta legata a diciamo ad un amore giovanile e a una sì. Ah, benissimo, cominciamo subito. Sì, nel senso che sono stato quasi obbligato a iscrivermi all'Università a Pescara diciamo, per storie che non c'entrano nulla con lo studio, ma comunque l'Università di Giurisprudenza, la laurea in giurisprudenza, come si diceva prima e credo che si dica anche adesso, è quella che un po' ti apre gli spazi, ti dà la possibilità, insomma, di ragionare su tanti aspetti e anche su tante possibilità lavorative successive, per cui mi sono trovato a giurisprudenza, adesso scherzando, un po' per invito della mia famiglia, ma insomma un po' anche per scelta, insomma. Ma ti sei pentito della scelta che hai fatto o la rifaresti? No, pentito non ci si pente mai, a meno che non sei un omicida, insomma. Ma no, non mi sono pentito. Quindi la Io rifaresti come ero scelta? fin da ragazzo, ma credo che di questa cosa qua parleremo anche dopo, innamorato delle arti in generale, un grosso consumatore di musica, di cinema, per cui insomma avessi potuto scegliere sarei andato al DAMS, avrei fatto altre cose, insomma, probabilmente. Con la testa di un diciottenne un po' matto, un po' scapestrato, per cui insomma il fatto di essere stato poi guidato ed avviato alla laurea di giurisprudenza alla fine, insomma, in qualche modo mi ha anche un po' salvato l'equilibrio mentale, insomma. Quindi consiglieresti a un giovane di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza? Sì, perché no? È lo dicevo prima, insomma, è una delle, oltre a essere una laurea prestigiosa, insomma, è anche io sono molto contento di aver studiato giurisprudenza. Se non avessi fatto giurisprudenza probabilmente mi sarei trovato male con la mia esperienza in banca e avrei masticato poco di contrattazione, di negoziazione, che sono tutte cose che all'università purtroppo non si studiano o le tocchi in maniera tangente, però insomma c'è quell'infarinatura famosa generale che ti dà anche la forma mentis per lavorare Senti, mi successivamente. toglie una curiosità però, perché già adesso dalle prime battute, insomma, che ci siamo scambiate si capisce che tu avevi una passione, insomma, per il mondo dell'arte, la scrittura, il cinema, letteratura, musica, eccetera. Come ci sei finito a occuparti di intermediazione finanziaria e intermediazione immobiliare? Perché voglio dire, è vero che giurisprudenza ti apre moltissime possibilità, però tu hai scelto una strada che, insomma, almeno nel nostro immaginario, io non ci lavoro, però se devo pensare a questo settore, penso a un settore un pochino, come dire, un po' freddo, un po' un mondo di squali, non lo so. Quindi come ci sei finito? Ma diciamo che il percorso anche lì è stato un pochino strano, nel senso che io non è che l'ho scelto direttamente dicendo io voglio fare attività di intermediazione finanziaria. Ho fatto, come tutti i laureati in giurisprudenza, un po' di pratica forense, entravo in tribunale la mattina e avevo un po' di mal di stomaco perché non riuscivo a innamorarmi di quell'ambiente, insomma, poi io mi appoggiavo a uno studio che faceva anche una materia un po' particolare perché faceva pignoramenti immobiliari per San Paolo Imi, per cui insomma ho visto anche cose non le più divertenti. Sì, non bellissime. E a proposito del fatto che si lavorava con San Paolo Imi, cominciai a chiacchierare con un bancario una volta che venne allo studio. Cominciava ad affermarsi questa allora nuova professione di promozione finanziaria, di consulenza finanziaria. Il gruppo San Paolo allora era una delle banche più importanti, per cui lui mi propose di fare un colloquio e appunto, essendo io, diciamo, un praticante con parecchio mal di pancia, allora sono andato lì con l'idea di vedere, vabbè, proviamo, vediamo un po' di che si tratta.
Dopodiché ho fatto un corso in San Paolo, mi sono diciamo un po' appassionato alla materia, mi è piaciuta, c'erano diversi aspetti legati non soltanto alla vendita dei servizi finanziari, ma appunto c'era già allora una idea di consulenza e di accompagnamento del cliente verso la pianificazione finanziaria, verso insomma un mondo che non era semplicemente quello di comprati il bot o comprati il fondo comune di investimento, e quindi ho creduto che fosse un pochino più nelle mie corde, e come si comincia appunto quando non è che hai moltissimi strumenti, Certo. ma vuoi un po' lasciar perdere quello che ti sembra imposto, ho cominciato da lì E sei arrivato in cima, perché poi sei arrivato a occupare insomma, dei posti apicali, poi sei passato all'intermediazione immobiliare, lì lo possiamo dire con un'espressione molto gergale, hai fatto il botto. Ora, quello che vorremmo capire noi è come mai nel momento in cui arrivi in cima della tua carriera, soprattutto nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, poi a un certo punto decidi di lasciare proprio di colpo questa strada e di metterti a fare lo scrittore. Come hai maturato questa scelta? Perché è una scelta, voglio dire, importante, insomma, un cambiamento radicale. Sì. Io credo che queste scelte siano un po' la somma di tante cose che succedono durante la vita di una persona, perché è chiaro che se tu parli con una persona che reputi normale, insomma quella persona fa un bel lavoro, gira il mondo, guadagna soldi e insomma a un certo punto impazzisce e fa una cosa del genere, gli daresti del matto. In realtà, soprattutto negli ultimi anni della mia carriera, diciamo così, nell'ambito del real estate investment, io ho impattato la fortissima crisi immobiliare, per cui la società diciamo, aveva qualche problema economico, nel senso che noi chiudevamo dei deals ma avevamo difficoltà a essere pagati. Quindi io per quasi un anno mi sono trovato a girare come una trottola, ma comunque non vedendo il risultato. In più covava dentro già da tempo il mio ennesimo mal di pancia per dei settori nei quali io comunque sono riuscito professionalmente, ma che non sentivo diciamo adatti a come sono io, nel senso che appunto dicevi bene, questi purtroppo sono mondi difficili, sono mondi di squali, e io presuntuosamente uno squalo non mi ritengo, insomma ne ho viste abbastanza. Ho sempre scritto, nel senso che fin da quando ero ragazzino, diciamo da quando avevo 18-19 anni, non l'ho mai detto per pudore come probabilmente fanno tanti ragazzi, ma insomma mi sono sempre divertito a scrivere le mie cose, e quindi diciamo c'è stato quell'autunno particolare del 2014 nel quale mi sono fatto un po' i conti con la coscienza. Qualche soddisfazione professionale ed economica me l'ero tolta, soprattutto economica, perché è chiaro che se avessi fatto il minatore del Sulcis probabilmente il sogno nel cassetto rimaneva lì, insomma. Quindi mi sono fatto un po' di conti, ho parlato con mia moglie, con la mia famiglia, che insomma per fortuna... Come hanno presa questa tua decisione i tuoi familiari, i tuoi amici, ma anche i tuoi ex datori di lavoro? Come hai comunicato la scelta? Cioè me ne vado per fare lo scritto, cioè io mi immagino... Sì, non so, però... Allora, tu sai sì, bene che poi avvalerti della facoltà di mandarmi al diavolo ogni volta che faccio delle domande non gradite, quindi sai che non puoi fare. rispondo volentieri. No, io ho un po' di difficoltà ovviamente a parlare di questa cosa qui, perché far passare un messaggio diciamo di una scelta così strana, probabilmente anche insomma così di rottura, è difficile a spiegarlo, insomma, nel senso che uno dovrebbe essere Antonello Loreto, insomma, certo. e vedere che cosa succede giorno dopo giorno nella testa di una persona che poi fa una scelta di quel tipo. Ecco, io mi ricordo la telefonata con il mio amministratore delegato, questa me la ricordo, la mattina che io chiamai in direzione generale a Trento dicendo che mi sarei licenziato. Mi ricordo i 3 minuti di pausa totale al telefono, perché io non sapevo che cosa dire e lui dall'altra parte pensava che a me mi avesse ingaggiato un'altra azienda. Certo. Dopodiché mi ha chiesto appunto: ma tu che pensi di fare da domani mattina? Io ho detto: io vorrei cominciare a scrivere, ho un'idea in testa, e vedevo che insomma lì dall'altra parte non riuscivo assolutamente a capire di che cosa si trattasse.
Quindi questa telefonata insomma un po' mi aveva sbarellato, anche perché era la prima persona alla quale lo dicevo ufficialmente, nel senso che a casa ne avevo parlato, ma insomma non con la certezza e diciamo senza il crisma dell'ufficialità, insomma. Dopodiché invece ho parlato con mia moglie, la quale insomma ha capito benissimo, sia perché mi conosce ovviamente, quindi sa come sono fatto, e capiva anche che cominciava a essere, diciamo, un'attività pesante, che io non mi sentivo più addosso, quella di fare un certo tipo di vita, e quindi ha ritenuto di appoggiare questa cosa. Poi ho mio padre che è un gran lettore, noi a casa all'Aquila prima del terremoto avevamo una biblioteca di quasi 5.000 volumi, per cui io ho vissuto a pane e libri fin da bambino. Tra l'altro il tuo papà, tu lo ringrazi praticamente sempre, in ogni tuo libro, insomma, c'è un ringraziamento tuo papà che ti controlla le bozze, peraltro deve essere anche severo, visto che non c'è un errore neanche a cercarlo, per cui deve essere proprio controllato con particolare attenzione. Ma qual è la persona che ti ha supportato di più in questa scelta? Nessuno ti ha mai fatto venire un dubbio, nessuno ti ha mai detto ma cosa stai facendo, ripensaci, prenditi un mese di tempo, una pausa? No, per fortuna no. Da questo punto di vista sono stato, devo dire, molto fortunato, perché immagino quale potrebbe essere la conflittualità, diciamo, all'interno di una famiglia se uno appunto decidesse di non portare più il pane a casa come lo portavi prima, e diciamo di fare questa scelta da matto, insomma. Quindi no, da questo punto di vista sono stato fortunato. Poi ripeto, io qualche conto me lo sono fatto, cioè nel senso che avevo un po' la possibilità di fare un'altra scelta, e quindi ho pensato di perseguirla, cioè mi sono detto, se fino a 40 anni la vita mi ha dettato l'agenda, altri mi hanno detto quello che io dovevo fare, da 40 in su, avendone la possibilità, voglio scegliere io. Posso farti una domanda? Avevano letto già qualcosa di tuo, i tuoi familiari? O non so, io mi immagino la scena, vado a casa da mio padre e dico da domani non faccio più docente universitario, scrivo. A mio padre gli piglia un colpo, cioè mi siede lì e mi dice tesoro, parliamone, cioè mi tiene lì una giornata intera cercando di farmi ragionare. Cioè, quindi questa anche è una dimostrazione di grande fiducia, credo, da parte della tua famiglia. Allora mi chiedo, avevano già letto qualcosa, avevano già avuto il sentore che tu fossi, perché lo sei di fatto uno scrittore? Allora, io ho avuto una esperienza quando avevo 25 anni, e ho scritto un po' di cinema con l'Accademia Internazionale dell'Immagine dell'Aquila. C'era un magazine che si chiamava Victor l'Avvoltoio, per il quale io ho fatto il redattore, insomma ho scritto di cinema, di registi, però ovviamente mi sono confrontato con il mondo, diciamo, degli articoli più che, diciamo, romanzi, narrativa, però che avessi dato prova di essere più o meno capace di mettere due righe una dietro l'altro, insomma, Sì. sembrava abbastanza chiaro. E poi, ripeto, non sottovaluto, a parte l'appoggio di mia moglie, non sottovaluto assolutamente l'approccio psicologico che ha avuto mio padre nei confronti di questa cosa qui, perché lui, oltre ad essere un grande lettore, è anche una persona che scrive, e che scrive molto bene. E se uno gli facesse il pentotal di Diabolic, secondo me, il siero della verità, secondo me uscirebbe fuori che lui avrebbe voluto fare lo scrittore. Allora probabilmente questa proiezione di vedere il primogenito che si cimentava con questa cosa qui ha probabilmente, come si dice dalle mie parti, aiutato per la calata. Certo. Mi ha dato la spinta in discesa, perché è chiaro che scelte così complicate, così complesse, devono avere una buona dose di fortuna, e ovviamente essere ammantate da un perimetro di protezione, di tutela familiare, che agevoli questo tipo di scelte, perché ovviamente sennò diventerebbe un conflitto totale, insomma. Senti, veniamo ai tuoi due libri, così ne illustriamo un pochino, puoi farlo tu ovviamente, un pochino la trama dei due libri che hai scritto. Dunque, sono due libri che hanno alcuni tratti in comune, anche se poi sono ovviamente due storie abbastanza molto diverse l'una dall'altra.
In generale trattano le vicende di un personaggio protagonista in entrambi i libri. Nel primo libro io tratto la vita di Sid, che è un ragazzo che si chiama così come tributo a Syd Barrett, il leader carismatico dei primi Pink Floyd, che viene chiamato così nel quartiere dove gioca fin da piccolo, perché fin da piccolo scende giù con il radione e comincia a sparare la musica psichedelica a tutto volume. E questo ragazzo, diciamo, è veramente difficile sintetizzare un romanzo in 2 parole, però insomma molto velocemente questo ragazzo, che è un omosessuale, durante un viaggio con degli amici si rende conto piano piano di essere attratto dall'universo femminile. Da lì comincia un percorso che è un percorso molto, molto difficile, molto, molto particolare, peraltro non legato allo schema classico, nel senso che noi siamo abituati di solito a vedere delle persone che svolgono una vita, fra virgolette, normale, poi rompono, fanno il famoso outing e dichiarano la loro omosessualità, mentre invece il percorso di questo Sid è un percorso contrario, finché in un viaggio finale, insomma, alla ricerca dei luoghi cantati da Syd Barrett, succedono determinate cose che in qualche modo lo rendono consapevole di questa nuova e riconosciuta sessualità. Nell'altro romanzo invece tratto la storia di un soggetto un po' particolare, come dice la quarta di copertina, pigro nei confronti delle persone e delle cose, per non dire, diciamo, un soggetto un po' disadattato, il quale ha un modo di ragionare sulle cose molto molto originale, e che si trova immischiato in una sorta di triangolo amoroso che non riesce a gestire e che gli genera una malattia psichiatrica che poi si risolverà, diciamo, nel finale del libro, senza spoilerare, in una maniera, diciamo, abbastanza originale. Comunque in generale ho trattato il tema, diciamo, di personaggi che non sono dei personaggi omologati, che hanno comunque sempre una guerra interna, che ha un fil rouge legato al rapporto che c'è all'interno di ognuno di noi fra la sfera razionale e la sfera emotiva, cioè ogni volta che noi impattiamo qualche cosa che è un problema o che è una situazione, diciamo, più grossa di noi, si confrontano 2 grossi generali che poi sono cuore e ragione alla fine. Infatti questa è la cosa un po' che spiazza di più, secondo me, perché conoscendo la tua storia uno tutto si aspetterebbe fuorché 2 storie in cui tu vai a perlustrare così bene l'animo umano, perché in verità ora tu l'hai sintetizzato, la storia in sé sembra molto semplice, in verità poi ci sono delle pagine proprio di grande approfondimento anche dei meccanismi che uno fa quando analizza se stesso, ed è strano perché uno dice: come fa ad avere una cognizione così precisa anche non so, proprio dell'evoluzione interiore che le persone vivono quando viene da un mondo in cui, non so, uno se lo immagina tutto di corsa, molto ritmato, molto attento a profili che non sono sicuramente quelli dell'interiorità. Quindi questo è veramente spiazzante quando lo si legge. Ma una cosa che mi ha colpito molto è che ne parlavamo già, abbiamo già bisticciato stamattina, faccio un'anticipazione, nel senso che lui sostiene che non ci sia tanto della sua anima di giurista. Qui poi i ragazzi ti faranno domande un po' più precise sui 2 libri. In verità poi tutto questo tema che torna in entrambi i libri, del rapporto cuore-ragione, questo chiedersi, interrogarsi sulla verità, secondo me qualcosa del giurista ce l'ha. Non so se ti ho convinto stamattina o ci hai pensato se oggi pomeriggio durante le 2 ore di libertà che ti ho dato? No, ho dormito, quindi. Ecco, secondo me c'è invece questa cosa del giurista, perché anche il giurista ce l'ha. Ti anticipavo, no? Il rapporto tra verità processuale e verità fattuale, non sempre la verità processuale corrisponde alla verità fattuale, o anche questo nostro essere perennemente combattuti tra cuore e ragione, dura l'ex sed lex, quindi noi ci rendiamo conto di dover applicare determinate regole, molte volte il nostro cuore non seguirebbe certe dinamiche, ma lo fa perché è quello che siamo chiamati a fare. Quindi secondo me sono scritti da giurista questi qui, non so. Mi hai Poi convinto. no, poi si vede un'altra cosa, che sei molto furbo.
cioè il marketing qui si vede, perché sono scritti veramente bene, sono molto accattivanti e secondo me hai scelto un modo che sembra all'apparenza leggero di trattare dei temi molto seri. E questo secondo me è il frutto di tanti anni l'intermediazione. Senti, ma qual è il tuo lettore ideale? Non un rompiscatole come me ovviamente, ma... Il mio lettore Sì, ideale. il tuo lettore ideale. Tu hai consegnato, ovviamente anche questo è un atto di fiducia quando tu consegni i libri al pubblico, peraltro in un periodo in cui è vero che qui sei nella regione, in una delle regioni in cui si legge di più, abbiamo visto le statistiche, quindi sei fortunato in Friuli Venezia Giulia, però tendenzialmente non è che insomma si legga tantissimo, si leggano libri, quindi anche questo è un atto di fiducia. Qual è il tuo lettore ideale? Cosa ti aspetti dai tuoi lettori? Ma questa è una domanda che sinceramente non mi faccio tanto, nel senso Te la che faccio io. cioè io credo che ovviamente essendo ognuno di noi un essere umano, una persona diversa l'uno dall'altro, ognuno ha il diritto, diciamo così, di leggere delle cose che tu gli metti a disposizione secondo il proprio stato d'animo, secondo il proprio modo di procedere nel Ma ti piace che ragionamento. interagiscano con te, che ti facciano domande, che ti facciano commenti? Ah, vabbè, ma questo attiene, diciamo così, al settore del narcisismo e della vanità, Quindi questo ti che piace questo, anche. insomma, io credo che le persone che decidono di intraprendere una strada del genere, oltre alla litigata di stamattina se si scriva per se stessi o per altri, Qui non saremo mai d'accordo, no. ci rinuncio. Però è normale che nel momento in cui diventi diciamo un personaggio pubblico, nel senso che sei pubblichi e quindi, Certo. e quindi sei letto, ti dai in qualche modo in pasto al ragionamento degli altri, al modo di vedere degli altri, quindi è una cosa che a me piace, perché comunque in generale è sempre piaciuto confrontarmi, dopodiché non credo in generale che esista un lettore ideale, cioè nel senso esiste un libro e una persona che lo legge in un particolare momento della propria esistenza, e quindi trarrà, diciamo, delle valutazioni sue, per cui insomma non posso dire mi piace il lettore biondo, alto No, ma la mia domanda non è così sciocca. no, Nel senso che se tu leggi questi due libri ti rendi conto immediatamente, almeno io ho avuto questa percezione, poi magari mi sono sbagliata, che ci sono, come in tutti i libri secondo me, diversi piani di lettura. Ci sono anche molti riferimenti letterari, molti riferimenti musicali. Preferisci il lettore che coglie tutti questi riferimenti o quello che si limita, diciamo così, a concentrare la propria attenzione sulla storia? Perché ci sono delle cose che non tutti credo possano afferrare con immediatezza. Io stessa in certi passaggi in cui tu fai una serie di riferimenti musicali, lo confesso, mi sono un po' persa, sono andata a cercarmi i video su YouTube per capire a quale gruppo stessi facendo riferimento, quindi era in questo senso la domanda. Poi posso immaginare che ovviamente se tu potessi scegliere, sceglieresti tutte bionde, perfette, che leggono estrema attenzione, però era questa la domanda. sì, no, sì, ho capito, ma comunque sono costretto a risponderti come prima. Ok, perfetto. Che rapporto hai con i critici? Io vado tranquillo. Che rapporto hai invece con i critici? Con i critici per ora buono. Nel senso che, ecco, a proposito del discorso che abbiamo fatto fino adesso, se qualcuno, diciamo, deve leggere i miei lavori perché in qualche misura deve relazionare o comunque deve promuovere o comunque deve parlare dei miei libri, io mi aspetto che la persona che lo legga, fra virgolette, professionalmente, perché ripeto, chi non lo fa in maniera professionale ha il diritto di leggere quello che vuole e come gli pare, invece lì mi aspetto, diciamo, una coerenza di giudizio, una onestà intellettuale, e quindi finora ho sempre incontrato persone che hanno parlato dei miei libri non soltanto positivamente, perché questa sarebbe una cosa sciocca, insomma, ma centrando gli argomenti, ritenendo gli argomenti trattati in maniera leggera ma in maniera non banale,
e diciamo, essendo questo il messaggio che io mi ero prefigurato, ossia trattare degli argomenti difficili ma senza renderli particolarmente onerosi, insomma, ecco, su questo il riscontro c'è stato, per cui sono contento, insomma. Senti, nei tuoi libri ci sono 2 protagonisti principali, però ci sono anche altri tanti personaggi. Ce n'è uno in particolare al quale sei particolarmente affezionato? Nel quale magari ti riconosci un po' di più? O stai per mandarmi al diavolo? No, perché? Ti guardo male. No, scherzo. Cerco di rispondere, essendo costretto a fare una classifica, diciamo così, fra i personaggi dei quali parlo, moltissimi ai quali sono iper affezionato, perché quando si scrivono, diciamo, dei romanzi di natura intimista, il riferimento autobiografico è sempre abbastanza dietro l'angolo, per cui quando costruisci la storia di un personaggio, anche di un personaggio che non sia il personaggio protagonista principale, comunque costruisci o comunque rimodelli, plasmi persone che conosci, che hai incontrato, a cui fa dire determinate cose, per cui sarebbe banale risponderti che a qualunque personaggio io sono affezionato, perché li considero quasi familiari, però ce ne sono un paio. Ecco, per esempio nella favola di Sid c'è Rick, che è l'amico del protagonista principale della storia, che è un personaggio che mi ricorda moltissimo un mio caro amico di Roma, e lui sa benissimo che io ho raccontato, diciamo così, alcuni fatti che ci sono successi anche personalmente, insomma, per cui quello è un personaggio al quale sono particolarmente legato, così come sono legato alla mamma del protagonista di Un'altra scelta, perché è un personaggio... Esatto, è un personaggio particolare, un personaggio che ha la propria vita che è ritmata dalle trasmissioni televisive, diciamo, una mamma fra virgolette nazional popolare, che comunque ha subito una vita abbastanza complicata, e che a me piace pensare che alla fine del libro si salva con il protagonista. Ecco, quindi se dovessi rispondere ognuno per ogni libro, insomma, avrei scelto queste 2 figure senz'altro. Ti faccio una domanda velocissima, perché mi segnalano per i tempi, che poi devo chiamare al tavolo il rappresentante dell'azienda. Vabbè. Com'è cambiata la tua vita dopo questa scelta? La tua vita proprio quotidiana? Ti svegli più tardi? Che ritmi hai? Sono curiosa. Beh sì, è una pacchia. Scherzo. Immaginavo, rispetto a quella di prima di sicuro. No, vabbè, allora la cosa importante è che appunto quando tu scegli di fare un certo percorso e ti scegli la vita che vuoi fare, qualunque cosa assume un altro sapore, quindi insomma adesso, a prescindere dal fatto che io mi alzi più tardi o prima, peraltro mi alzo relativamente prima, perché io ho un bassottino che è praticamente la mia ombra, e per cui insomma tutte le mattine lo devo portare in giro, e quindi poi alla fine non è neanche... Che si chiama, vuoi ricordare come si chiama? Che si chiama Lord Pinkerton, personaggio ovviamente un non po' poteva particolare. essere diversamente. E quindi mi sono dimenticato la domanda. La domanda era com'è cambiata la tua vita. Non fare il furbo, ti ho chiesto quando È dormi, cambiata in meglio meglio per alcune cose, diciamo, è un po' strana per altre, nel senso ho la possibilità di gestirmi totalmente i miei tempi, anche se, a proposito della domanda iniziale consiglierei o meno di fare degli studi di giurisprudenza. A me gli studi di giurisprudenza mi hanno insegnato ad essere rigoroso e disciplinato. Se non fossi stato così, con la testa un po' pazzerella che ho, difficilmente mi sarei laureato, e questa cosa qui stranamente me la sono ritrovata tutta nell'attività di romanziere, perché al netto delle chiacchiere che si fanno sui personaggi maledetti che scrivono, che si alzano la mattina alle 4 in preda all'esprit e fanno i matti,
se vuoi costruire una storia e vuoi essere credibile nel raccontarla, devi essere molto disciplinato e molto organizzato, per cui io ho degli orari ben precisi nei quali scrivo, perché so che sono gli orari nei quali mi concentro di più. È chiaro che poi magari ci può stare il momento nel quale ti viene in mente la cosa e la scrivi, oppure che so, il pomeriggio che ti rivedi le bozze, ma io ad esempio ogni mattina, come se fossi un ragioniere del catasto, mi metto davanti al computer e anche se riesco a scrivere 3 righe, ma devo stare lì davanti e devo lavorare al personaggio, alla storia, ai tempi che si reggano, e quindi questa cosa dell'organizzazione e della disciplina, quando scrivi un romanzo te la ritrovi tutta addosso. Poi continuo ad andare in giro, anche se non vado in giro per il mondo, ma comunque vado in giro a fare presentazioni, e quindi sono molto contento, insomma, della scelta, che è cominciata ovviamente con l'ansia dell'incertezza. Un po' è cominciata per gioco, un po' è cominciata per scelta, poi è diventato per fortuna un mestiere ben serio, e quindi oggi, diciamo, a 4 anni di distanza sono molto contento, insomma. Allora ci accomodiamo di là nell'altra stanza, andiamo ad assaggiare, a fare il nostro aperitivo. Grazie intanto. Allora riprendiamo con l'azio interrogatoria. Abbiamo cambiato la nostra slide, è il momento degli studenti. Allora devo fare una precisazione: è il momento degli studenti che partecipano attivamente all'organizzazione del TAIUS. Poi, siccome so che ci sono anche studenti che vogliono farti altre domande, dopo alla fine facciamo uno spazio proprio dedicato a chi vuole aggiungere, insomma, considerazioni e fare altre domande. Ricordo anche che alla fine possiamo, per chi fosse interessato ad avere una copia del libro, tra l'altro autografata dal nostro Antonello Loreto, può fermarsi tranquillamente di là, perché ci sarà ancora da bere, quindi per un 10 minuti mi dicono che c'è una... Ho detto bene Marta, perché vedo che mi guarda, perfetto. Ha microfono Silvio, quindi devo avvicinarlo a me, perfetto. Ho recepito il messaggio, chiedo scusa ma non l'avevo visto. Allora, iniziamo subito con le domande degli studenti. La prima domanda la fa Niccolò Cortellazzo, che è un nostro studente della laurea magistrale. Appunto c'è questo protagonista che fa un percorso, diciamo, nella scoperta della sua sessualità. Volevo chiedere se c'è qualcosa che l'ha ispirata, qualcosa di particolare, perché è una trama abbastanza, diciamo, poco convenzionale, e quindi mi incuriosiva sapere se c'era qualche cosa di particolare che l'ha ispirata nello scrivere questa storia. Se lui, insomma, no, non era questa l'intenzione. Sì, sono io. No. Poi può anche essere. Perché no? Perché no? Sì, ecco, in questi casi che si fa? Faccio io. Oppure lasciamo il microfono ai ragazzi. Dai, così ti tormento un po' anch'io, dai. Sì, c'è un episodio della mia vita che ha ispirato la storia della favola di Sid, nel senso che quando io ero universitario al primo anno avevo un collega di studio che viveva con me a casa, il quale una sera mi dichiarò la sua omosessualità. E dopodiché per vicende terze, diciamo diverse dal percorso universitario, io lui l'ho perso un po' di vista, e me lo sono ritrovato il giorno della mia laurea sposato con 2 bambini. È venuto a vedere la mia discussione. Qui, senza entrare ovviamente nel merito della sessualità di nessuno, io ho visto però nei suoi occhi diciamo una sorta di realizzazione, insomma, e mi è suonata immediatamente strana per il discorso che facevo prima, cioè nel senso che noi di solito siamo sempre abituati all'outing al contrario, ossia di persone che svolgono una vita
etero o fintamente etero e dichiarano all'improvviso la loro omosessualità. Non so perché all'improvviso mi viene sempre in mente Tiziano Ferro quando dico questa cosa qui, però insomma perché è l'ultimo che ha fatto outing su questa cosa qui. Siccome appunto io ho visto questa sua realizzazione, l'ho letta un po' come se fosse una favola, e allora ho detto ok, io questa cosa qui ce l'ho in testa, la lascio in testa, la lascio fermentare e magari un giorno riesco a raccontarla. Quando ho deciso di scrivere la favola di Sid ho detto vabbè, visto che devo raccontare una favola, chi è il più grande cantastorie della musica contemporanea o il più grande raccontafiabe della musica contemporanea? Senz'altro Syd Barrett. E quindi si sono incrociate queste due cose ed è nata la favola di Sid. Perfetto, la seconda domanda la fa Maximilian Formentini. Ho detto bene il nome? Ok, anche lui è iscritto alla nostra magistrale. Buonasera. La mia domanda invece è relativa al suo ultimo romanzo e premetto che lei ha già in parte risposto, perché stasera conoscendoci e parlandoci della sua esperienza di vita in realtà mi ha chiarito un po' le idee, ma gliela faccio comunque. Io leggendo delle recensioni appunto di questo suo ultimo romanzo ho trovato questa valutazione ricorrente in cui si mette in luce il fatto che secondo appunto chi ha già letto il suo romanzo vede che lei ha lasciato, cioè dicono che lei ha lasciato spazio in questo romanzo al protagonista, nel senso che non si sente l'impronta dell'autore, quindi non si sente un'impronta autobiografica del libro, e dicono che questa scelta porta il lettore a magari immedesimarsi anche di più nella storia, a sentirla più sua. A me ha lasciato leggermente perplesso, perché secondo me ogni autore in un suo romanzo, comunque anche per via del ruolo magari catartico che ha la scrittura, ci mette qualcosa di autobiografico. Quindi volevo chiederle, lei si riconosce in questa valutazione di scarsa esperienza autobiografica nel romanzo, oppure qualcosa di autobiografico c'è, insomma? Questo. Sì, in effetti ho semi-risposto prima, però diciamo lo sviluppo il tema, nel senso che quando racconti delle storie di carattere intimista, quindi diciamo non sei uno scrittore di genere come magari uno che scrive un thriller, per cui non ha nessuna necessità di metterci magari cose proprie, a meno che non viene dalla squadra omicidi, per cui magari racconta delle cose. Ce l'ho con l'omicidio stasera. Sì, infatti con l'omicidio può essere inquietante. Converrebbe non frequentarmi. Infatti ci stavo pensando a questa cosa. Vabbè. Allora dicevo che ovviamente la scivolata, diciamo così, anche in diretta su cose della propria esistenza che magari hai vissuto direttamente ci sono. Poi lo sforzo ovviamente è sempre quello di astrarsi e quindi diciamo di raccontare una storia appunto romanzata, costruendo un personaggio che magari è più complesso, però ovviamente dei tratti diciamo autobiografici ci sono. Per esempio, siccome lei citava, anzi tu citi il secondo libro, lì per esempio c'è tutta la parte centrale del libro che è diviso in 3 capitoli, il primo che si svolge nel paesello dove il personaggio protagonista vive, il terzo che si svolge in un manicomio, ma il secondo è un viaggio che il protagonista fa in Bretagna, diciamo per recuperare se stesso, ecco, volendo usare un cliché della letteratura. Quel viaggio in Bretagna è sia per i posti sia per determinate cose che vengono raccontate molto autobiografico, nel senso che quello è stato il mio primo interrail a 18 anni, ho visto dei posti un po' fuori dalle cartine classiche diciamo che vengono indicate, e quindi quelle sono cose che evidentemente ti rimangono in testa, e quando tu decidi per qualche motivo particolare di prendere il tuo protagonista e cominciare a farlo viaggiare, io l'ho mandato in Bretagna non a caso, perché insomma volevo raccontare un po' di quel viaggio. Grazie a te. La terza domanda invece la fa Giulia Bravin, che lei è iscritta alla laurea magistrale in giurisprudenza. Buonasera. Sempre per quanto riguarda il romanzo, un'altra scelta, c'è una citazione bellissima che adesso riporto. Non ho ceduto al grigio dell'oscurità e del rancore, ma ho saputo tenere la vita accesa, ed ora provo di nuovo a riempirla di qualche colore. Ho un'unica certezza dopo l'incontro di ieri: non potrò più farle del male.
Potrebbe chiarire il senso dell'amore verso questa donna? Grazie. Scusate. No, domandaccia. La difficoltà e spavento della Giulia. Veramente una domandaccia. Complimenti. Beh, vabbè, insomma, si potrebbe rispondere come chiude Dante la Divina Commedia, con l'amor che muove il sole e le altre stelle, nel senso che l'amore muove tutto, e quindi è chiaro che io, raccontando una storia d'amore, ho cercato, diciamo così, di mettermi nei panni di questo ragazzo, ripeto, un po' disadattato rispetto al modo normale di ragionare sulle cose, che incontra all'improvviso questa ragazza che potrebbe essere considerata all'inizio una sorta di panchinara, perché lui in verità è preso molto dalla Miss Paesello, ossia dalla bella del luogo nel quale vive, e quindi comincia questa battaglia senza esclusione di colpi con se stesso e con il mondo, per cercare di capire effettivamente quali sono le pulsioni alle quali deve dare seguito, e quindi insomma cerca in qualche modo di capire qualche cosa in più della partecipazione emotiva a questa nuova storia che gli si pone davanti. Poi l'amore in qualche modo lo salva dalla sua malattia, come lo salvano tante altre cose, nel senso che c'è, per quanto mi riguarda, la bellissima prefazione al libro di Filippo Montefusco, che è un agente letterario di Einaudi, il quale parla, diciamo, di questi personaggi come se fossero una sorta di galleria neorealista. A me questa cosa qua mi è piaciuta particolarmente, e mi ha dato il destro per pensare che quando qualcuno di noi ha un problema particolarmente impattante nella propria esistenza, quasi senza accorgersene, si costruisce una sorta di perimetro intorno a sé che fa un pochino da tutela, e che in qualche modo lo protegge, diciamo, dagli avvenimenti che potrebbero sembrare più grossi di lui. Allora ognuno dei personaggi che il protagonista incontra nel manicomio ha un ruolo simbolico. Il medico, che è un medico prima uomo, infatti Filippo Montefusco parla del medico basagliano, prima uomo e poi medico. C'è la figura dell'infermiere alto mare che sostituisce la figura paterna che non c'è la mamma, come dicevo prima, che alla fine si salva insieme a lui, e c'è l'amore, ossia Altra, che se lo va a riprendere in manicomio, pur avendogliene fatte passare di tutti i colori, per chiudere, diciamo così, il libro con una sorta di lieto fine. L'ho buttata un po' in caciara, perché comunque la domanda era difficile. Adesso invece ti fa una domanda Paola Marinosci, che anche lei è una nostra studentessa dell'LMG, ma è anche nostra tutor. Buonasera, mi ricollego proprio a questa risposta. Lei parla di questo perimetro che l'uomo tende a costruire come forma di autotutela, e nei suoi romanzi lei analizza particolarmente questo dissidio fra parte razionale e parte emotiva, quindi fra cuore e ragione, che sono aspetti insiti nella natura dell'uomo. In che rapporto sono secondo lei? Si sente di consigliarci quali sono i momenti della vita in cui seguire magari più la ragione, quindi la parte razionale, oppure magari buttarsi a capofitto senza pensarci, possiamo usare? Grazie a te. Allora, i protagonisti dei miei libri alla fine fanno comunque una scelta di cuore, però questa distinzione non è mai così netta, nel senso che, come dicevo prima, in entrambi i lavori io ho cercato di analizzare come la sfera emotiva e la sfera razionale lottino fra di loro nel momento in cui noi impattiamo qualche problema particolarmente importante. E peraltro replicando, diciamo così, una sorta di cliché della letteratura, perché insomma questo rapporto fra cuore e ragione è qualche cosa che si legge dal Carme 31 di Saffo, passa per tutta la letteratura di Shakespeare. Io per esempio, mentre leggevo Un'altra scelta,
mentre scrivevo Un'altra scelta leggevo un libro di Verga che è Storia di una capinera, non so se qualcuno di voi l'ha letto, ed è la storia di questa ragazza che viene praticamente cornificata, diciamo così, dal suo fidanzato e da sua sorella. E quindi lei impazzisce, decide di andare in convento, e questi due signori non riescono a fare niente di meglio che costruirgli casa sotto la finestra del convento, e quindi questa qui sbrocca totalmente. Posso ricordarti che hai risposto a questa domanda nel libro? In che senso? Che a pagina 61 tu dici, nel momento in cui Cuore bussa alla porta di Sid, la butti in cacciara Sid, e qua torna il tratto autobiografico perché tendi a buttare in cacciara. Poi dici, te l'ho già detto, se tu non bussi io non esco, se tu bussi io apro la porta. Sì, ma è così, cioè nel senso Vedi, avere a che che fare con i giuristi, significa c'hanno una memoria micidiale. io lo dicevo prima, io mi sono immaginato sempre questa chiacchierata interna ai personaggi fra cuore e ragione. Addirittura nella favola di Sid sono personificati, cioè nel senso che ci sono proprio due figure del libro che sono due personaggi, che sono il signor Cuore e la signora Ragione, che litigano fra di loro in maniera spasmodica per cercare di convincere il protagonista a prendere una certa strada, perché il Cuore gli dice: vabbè, senti, tu senti emozione per questa donna e quindi ti devi buttare. La Ragione gli dice: no, guarda che sono 30 anni che noi ci siamo costruiti un mondo virtuale bellissimo nel quale funziona tutto quanto, quindi tu adesso non è che devi fare il matto, che devi andare appresso a questa ragazza qui. Per cui diciamo nella favola di Sid ne ho parlato appunto personificando i protagonisti, i personaggi. In Un'altra scelta invece si lavora come tecnica narrativa più su quello che Joyce chiamava the stream of consciousness, no? il flusso di coscienza, accompagnato moltissimo dalla paura di vivere, e qui rientra Svevo. Insomma, se ne potrebbero dire tante su questo argomento, ma credo che mi ucciderebbe la vostra prof. Infatti adesso ti fa una domanda Matteo Lettieri, anche lui della laurea magistrale. Comunque mi state mettendo l'ansia perché andiamo troppo veloci. Abbiamo i tempi stretti, okay. Perché poi abbiamo altre domande dai ragazzi al gioco finale. Vorrei rispondere. Dopo se vuoi ti fermi qui. Buonasera, la mia domanda è se c'è qualche legame tra il primo libro e il secondo libro. Grazie Matteo. Grazie a te. Sì, sono costretto a ripetermi perché, ripeto, il fil rouge fondamentale è questa esplorazione fra la sfera emotiva e la sfera razionale, della quale abbiamo già parlato. Anzi, al punto che Un'altra scelta è nata nel momento in cui io stavo ancora scrivendo la favola di Sid, e raccontavo una scena nella quale la donna di Sid Barrett trova Sid Barrett a letto con la sorella, a proposito. Però beh, vabbè, ma questa è una storia dell'omicidio, cioè anche questa è torre. Ma questa è una parte vera però della vita di Barrett, perché si dice che da quel momento Sid Barrett abbia sbroccato totalmente e si sia rinchiuso nella cantina dove insomma ha dipinto e ha finito i suoi giorni. Quindi, a parte questa cosa qui, un altro elemento diciamo di continuità è senz'altro il viaggio, anche se con due soluzioni finali diverse, nel senso che mentre nella favola di Sid il viaggio a Londra serve in qualche modo per rafforzare il protagonista nella ricerca del successo, e quello successivo a Cambridge, come dicevo prima, gli serve per riconoscere la sua mutata sessualità. Il viaggio che invece fa SD in Bretagna, il protagonista di Un'altra scelta, è un viaggio con il quale lui cerca in qualche modo di ritrovare se stesso, ma invece finisce per confondergli le idee ancora di più, tant'è che dopo l'ultima scena di Saint Malo lui dà di matto e finisce nell'ospedale psichiatrico. Quindi viaggio, sfera emotiva, sfera razionale e musica, che è senz'altro il fil rouge dei miei romanzi, nel senso che c'è
una vera e propria colonna sonora sia nel primo che nel secondo, perché scrivendo io con la tecnica della sceneggiatura alla fine sono una sorta di regista che cerca di costruire lo scenario, e come farebbe un regista che usa il direttore della fotografia per illuminare la scena o il montatore per montarla. Scusa, guardavo lui, invece hai fatto te la domanda, scusami. È l'effetto della birra, ragazzi, tutto sì. normale. Ecco, dicevo, come fa un regista, ovviamente mi serviva la colonna sonora come sfondo delle scene, quindi la musica Tra l'altro sarebbero ritorna due spesso. libri bellissimi da rendere sul video in teatro, Cioè, io te la butto là, poi c'hai già tante cose da fare, però pensaci. Bene, l'ultima domanda invece di questo gruppo di qua, poi passiamo alla mia destra, te la fa Veronica Nese, che è una studentessa di Economia e Commercio. Siamo molto contenti di avere qui anche studenti di Economia e Commercio. Buonasera. Volevo chiederle, sta lavorando a qualche altro progetto in questo momento? Sì, ma non posso dire nulla. Puoi dirci qualcosa di incipit però? Sì, quindi me la so cavata così, perfetto. Ok, non posso dire nulla, mi dispiace. Sì, comunque sì, adesso dovrebbe uscire spero in primavera il terzo libro, ma per una questione contrattuale non posso parlarne. Incipit è questa rassegna letteraria, ci vuoi dire qualcosa? Che fai a Milano? Com'è nata questa idea? Sì. Non brevemente. Veloce. No, perché abbiamo appurato agli scrittori il dono della sintesi. Non ce l'ha. Incipit è una cosa particolare, mutuata, diciamo, dai locali londinesi, soprattutto a Soho. Oggi si presentano i libri in questo modo. Nel senso che invece di fare una presentazione classica con una moderazione, quindi una persona magari, ecco, come Silvia, che fa le domande e l'autore che risponde, si costruiscono, diciamo così, dei veri e propri viaggi personalizzati sul libro, per cui non si parla soltanto della trama o dei temi che tratta il libro, ma ci sono continui contributi musicali che in qualche modo accompagnano il racconto, contributi letterari sia dell'autore che abbinati ai temi che tratta il libro, insieme a degli inquadramenti che sono gli inquadramenti storici, quindi il contesto storico, il momento nel quale è stato scritto il libro, il contesto geografico, quindi diciamo è la costruzione, diciamo, un pochino più articolata della presentazione di un libro. La facciamo a Milano al Mieru Mieru, che è un locale famoso dei navigli milanesi, e lo facciamo con una logica, diciamo così, partecipativa, nel senso che invece di stabilire lo staff, io sono il curatore della rassegna, quali sono i libri da presentare, il gruppo di lettura, diciamo la comunità del Mieru Mieru, che partecipa ogni mercoledì sera a questa cosa, stabilisce, una persona di questa comunità stabilisce lui il libro che vuole presentare, perché magari è un libro particolare della sua esistenza, perché l'ha letto in un momento particolare della sua vita, e ci accompagna nella presentazione e ne parla, diciamo così, insieme a noi. Una cosa molto carina, e sta riuscendo, probabilmente verrà doppiata anche in Aventino a Roma. Bene, toccherà venire a vederli. Sì, volentieri. Anzi, chi viene a Milano il mercoledì sera alle 7... Tutti di mercoledì sera abbiamo scelto sì, tutti. sì, perché essendo quello un ristorante importante, diciamo, per non dargli fastidio durante il fine settimana si fa prima, insomma. E l'altra domanda la fa Deborah Cavaliere, questa volta prendiamo il mio microfono, che è invece membro del consiglio direttivo di Elsa. Ovviamente essere la nostra studentessa. Ovviamente. Buonasera. Allora, io stavo pensando al suo primo libro, La favola di Sid, che è stato pubblicato in publishing tramite self-publishing, chiedo scusa, tramite la piattaforma ilmiolibro.it. E mi stavo domandando, a un aspirante scrittore, un giovane aspirante scrittore, quali siamo noi, le consiglierebbe questa nuova strada, oppure gli consiglierebbe di avvalersi della tradizionale casa editrice? Grazie. Prego. Allora, il self-publishing, vabbè, questa è qui veramente bisognerebbe parlare per 2 giorni di questa cosa qua, però non abbiamo tempo.
E quindi ti dico che il self-publishing, che nel mondo è ormai una cosa universalmente riconosciuta, nei paesi anglosassoni che stanno più avanti di noi sempre, diciamo di una decina d'anni su quasi tutto, il self-publishing ormai è diventata una cosa che ha sostituito le piccole case editrici, per cui tu o pubblichi con Newton & Compton o pubblichi in self-publishing. La piccola e media editoria sta sparendo, la piccola editoria è già sparita, la media sta sparendo. Da noi invece è ancora una parolaccia self-publishing, perché c'è sempre questa cosa per la quale ecco, è arrivato questo che vuole fare lo scrittore, c'ha la possibilità di pubblicarsi e quindi va lì. La verità è che diciamo il mercato è quello che fa la selezione, cioè tutti quanti hanno il diritto ovviamente di scrivere quello che gli pare, dopodiché se sei uno che vale la gente ti legge, se sei capace di promuoverti la gente ti legge, se no resti nel dimenticatoio. Quindi lo consiglio assolutamente, anche perché il meccanismo d'accesso alle case editrici oggi, con l'offerta clamorosa che c'è, in Italia si pubblicano 60.000 libri l'anno. Troppi? Sì, sono tantissimi. Anche perché molti farebbero bene a non pubblicare. Sì, vabbè, questo sì. Però diciamo oggi il meccanismo d'accesso alle case editrici è praticamente impossibile. Seconda domanda te la fa Sì. Silvia Sbaez, che è nostra studentessa, membro del consiglio direttivo di ELSA e anche tutor. Basta, finito qua. No, buonasera. La mia domanda era inerente ai due protagonisti del suo libro, e dal momento che sono particolarmente carismatici, affascinanti, quindi contesi tra uomini e donne. Quindi la mia domanda era: è una proiezione sua di quando era giovane, è una sua proiezione attuale o qualunque cosa? No comment. Com'è che sono così affascinanti? Però c'ha ragione Silvia, sono tutti li vogliono. Sono piacioni. Questi protagonisti così tutti li vogliono. Sì, è molto vero. contesi. No, vabbè, ma in realtà diciamo sono persone abbastanza complesse e alla fine diciamo non sono dei Don Giovanni, anzi tutt'altro. Quindi la lettura. Ma così timidi però. Beh, oddio, Insomma. SD è diciamo bello tetro, se uno Sì, però se uno nell'isola legge. non mi pare che stia a oziare. No, però diciamo il discorso è questo, che loro sono contesi e si contendono di solito due avversari, quindi diciamo sono i classici triangoli amorosi, ma insomma non è che vanno in giro a fare i piacioni o sono particolarmente, quindi non saprei, insomma, sicuramente non è una proiezione personale, pur essendo io abbastanza affascinante, no, corteggiato. vanitoso, insomma io credo Okay. però non c'è una Ok. una rispondenza diciamo reale su questa cosa qui. Ok, la terza domanda invece la fa la signorina Cristina Cecconi, anche lei è membro del consiglio direttivo, l'abbiamo già presentata prima, per cui. E dal suo curriculum emerge che lei è anche ghostwriter. E qual è la ragione che l'ha portata o la porta tuttora a decidere di scrivere degli scritti dei quali poi lei non vedrà riconosciuta la paternalità? Sì, questa del ghostwriter, Grazie. per la verità, grazie, è una professione diciamo un pochino più complessa, nel senso che io non faccio o non ho fatto soltanto il ghostwriter, ma per incarico facevo anche con la parolaccia che gira oggi, il social media manager, cioè mi occupavo in toto di seguire dal punto di vista della comunicazione un personaggio che si affidava diciamo alla mia chiamiamola professionalità. Però è E vero in che secondo luogo, scusami, non ho fatto il ghostwriting classico, io facevo più un'attività di tipo giornalistico e quindi accompagnavo, e parlo all'imperfetto perché io diciamo avendo dovuto lavorare molto all'ultimo romanzo, nell'ultimo anno non ho rinnovato l'incarico, quindi io attualmente non sono ghostwriter di nessuno. Però quando lo facevo appunto mi occupavo della comunicazione dell'account del mio cliente,
gli scrivevo dei testi che lei utilizzava, essendo un anchor woman, uno speaker televisivo, e poi scrivevo dei testi per la televisione, visto che questa persona, diciamo, va in video e fa una trasmissione televisiva. Quindi, diciamo, un po' più complesso della figura classica del ghostwriter. Se io avessi dovuto scrivere, diciamo così, dei pezzi di romanzo per conto di un'altra persona, me la sarei posta seriamente questa domanda, e anzi credo di poter rispondere che non sarei riuscito, perché sarebbe stato veramente difficile, insomma. Beh, però anche nella modalità in cui l'hai fatto tu, non vedo perché non riportare il nome dell'autore dei testi, cioè non è molto corretto, secondo me, stai rubando le parole di un altro. Cioè, io questa figura, devo dire la verità, mi sta antipatica a priori, perché la trovo proprio scorretta. Se c'è uno che scrive testi, rendi noto che scrive testi, punto, gli riconosci il lavoro. Io che sono ha in fatto. conflitto di interessi. Stai zitto, parlo io. L'ultima domanda la fa Michele Adragna prima di passare al gioco, poi vediamo se ce ne sono altre. E anche lui membro del consiglio direttivo di Elsa. Se alla fine del Taius uno di noi studenti venisse da lei e le confessasse di essere indeciso tra la carriera dello scrittore o quella del giurista, cosa gli direbbe? Che consigli? Esatto. Esatto. Grazie. Grazie, ovviamente scherzo. Anzi, questa è la domanda delle 100 pistole. Cosa gli direi? Beh, tanto per cominciare, ma insomma non è falsa modestia, io credo che il percorso di ognuno di noi sia un percorso personale, per cui è veramente difficile immedesimarsi nelle scelte di un'altra persona, del suo modo di ragionare sulle cose, sulle sue aspirazioni, quindi avrei veramente difficoltà, diciamo, non conoscendoti e non sapendo chi sei, a dirti ok, fai giurisprudenza, no, invece vieni scrivi, insomma. Però una cosa, diciamo, terza da questa cosa qua, credo che te la direi, nel senso che qualunque scelta tu dovessi fare, dovresti sforzarti di farla senza condizionamenti esterni, o meglio, ti fai condizionare dal mondo, come ovvio, dalle tue aspirazioni, però la cosa più sbagliata nelle scelte personali, secondo me, è seguire la logica di altre persone che magari sono particolarmente legate a te, appunto può essere un genitore, può essere il migliore amico, può essere la tua fidanzata, appunto perché loro hanno un modo di ragionare diverso dal tuo, no? E quindi sì, certo, possono conoscerti meglio di me, però ecco, io farei una scelta molto personale, cioè cercando di tapparmi le orecchie il più possibile e mettendo sulla bilancia i pro e i contro, però insomma evitando i condizionamenti esterni, perché di solito ti portano magari su una strada sbagliata. Ok, adesso facciamo invece in velocità il gioco finale, sono domande botta risposta, cioè io ti faccio domanda, tu rispondi e poi vediamo se ci sono altre domande. Okay. Sì o no? No, ora lo vedi? Ok, parto. Qual è il tratto principale del tuo carattere? Perché l'hai già studiato, quindi lo sai. No, tu hai guardato i video precedenti. Vai. Qual è il tratto principale del tuo carattere? Pignolo. Terribile. Qual è la qualità che preferisci in un uomo? Essere di sesso maschile, perché poi ti chiederò quello della donna. La qualità in un uomo. L'onestà intellettuale. Qual è la qualità che preferisci in una donna? L'onestà intellettuale. Infatti stavo per dire la stessa cosa. Cos'è che Perché questa distinzione fra uomo e donna? Infatti, Ancora, vabbè, il Medioevo. Madonna mia, adesso attaccano. Cos'è che apprezzi di più nei tuoi amici? Beh, non è vero però, scusami, su questo ora non è perché la domanda te la sto facendo io, mi sento in dovere di difenderla. Però non è Ma vero. fa così anche in aula? Sì, chiaro. Cos'è che apprezzi di più nei tuoi amici? Beh, il fatto che mi vogliano bene, e credo che siano sinceri, me ne hanno dato anche prova, insomma. Il tuo principale difetto? Sono pignolo. No, non vale. Trovane un altro. A parte la pignoleria, quale altro difetto hai? Io un'idea ce l'ho, anzi ne avrei due. Sono irrequieto. Ok. Parecchio. E qual è l'ultima volta che hai riso di pancia? Proprio ti sei fatto una risata di quelle di pancia.
Per favore non dire cose sconce come Mazzanti che ci ha costretto a tagliare metà del video. Perché... Ma la risata di pancia ieri mattina con il bassotto prima di lasciarlo a Roma. Che ha combinato l'orto? Niente, si è messo a 4 di bastoni, come per dire non abbandonarmi, è una cosa che fa raramente, però siccome ultimamente io sto andando via spesso. Ma non te lo porti mai con te? Sì, anzi ho fatto anche delle presentazioni con lui in mano. Potevi portarlo? No, qua non mi sembrava poi doveva fare un viaggio lunghissimo e quindi questa cosa qui mi ha fatto particolarmente ridere, perché ho riconosciuto ancora una volta di più il carattere paraculo del bassotto, che è riconosciuto. In Ma effetti, non è proprio. Senti, una domanda relativa alla musica. Tu parli tanto di musica nei tuoi libri. Quando ascolti un pezzo di musica, cos'è che ti colpisce per primo? Il testo o la melodia? La melodia, senz'altro. Melodia. Sì. E ci sono tantissimi gruppi, non solo gruppi, insomma, artisti che tu menzioni molto noti. C'è qualche gruppo, artista emergente che ti ha colpito di recente, di cui non c'è traccia ovviamente ancora nei tuoi libri, magari in futuro ci sarà? Italiano, straniero? Ma italiano non sarebbe male. Allora, io credo che in questo momento l'indie italiano sia particolarmente forte. E c'è un gruppo che secondo me vale la pena di ascoltare, che si chiamano Exotago, che sono particolarmente bravi e che insomma consiglierei di ascoltare. Insomma. Ok. Qual è o qual era il tuo cartone animato preferito? Capitan Harlock. Quella addirittura. Perché? Sì, adesso no, è il primo che mi è venuto in mente. No, invece è Lupin III. Lupin III? Sì. Okay. Perché? Perché mi piaceva Margot. Ah, vabbè. Senti, che rapporto hai con i social? Anche qui abbiamo litigato stamattina, anche ieri sera in verità. Allora, che rapporto hai con i social, Twitter, Facebook, Instagram? Ma un rapporto morboso, direi. Un pochino. Nel senso che ci lavoro, mi piace starci, mi piace particolarmente, anche se ogni tanto diciamo sbarello l'ambiente di Twitter. Però nella favola di Sid tu, è giusto, correggimi se sbaglio, perché adesso c'è un po' di vino in circolo, non vorrei dire una cosa sbagliata. Nella favola di Sid tu definisci Twitter più un giocattolo in buona sostanza. Sì, perché lo è uno strumento, e quindi come tutti gli strumenti dipende da come lo tratti. Che giochi un po' a fare il Lupin tu sui social, perché io come Lupin? In questo senso che secondo Rubo. me sì, rubi delle storie, perché bene o male nei social, no, si leggono un po' i fatti di tutti, reali, inventati, non lo potremo mai sapere, però sono sempre storie, no? Che ti danno magari anche uno spunto per poi costruire o immaginare. No, nel senso non mi è mai successo. No, nel senso io sono molto curioso. Ma siccome tu ringrazi alla fine la tua timeline, se non ricordo male. Sì, su un'altra scelta. Scusami, ho sbagliato su un'altra scelta. Ma nel senso che io sono molto curioso e cerco di seguire pochissime persone perché mi piace conoscerle. E quindi evito quelle cose scadenti, insomma un po' banali, di fare casino soltanto in timeline, mentre invece anche col tipo di lavoro che faccio, insomma mi succede sempre spesso di essere contattato in privato e quindi di intavolare diciamo una relazione che è molto simile alla relazione che c'è in una piazza reale piuttosto che in una piazza virtuale. I social, piaccia o no, sono un formidabile veicolo di comunicazione, per cui uno scrittore 2.0, diciamo così, come magari posso essere io e come possono essere tanti autori che, per il discorso che facevamo prima, magari avranno sempre di più difficoltà di accesso ai grossi player del mercato, devi porti il problema di promuoverti e di essere in grado, diciamo così, di veicolare i tuoi lavori attraverso i social, per cui poi la questione
di Twitter è diciamo una cosa personale, cioè nel senso che come giocattolo a me piace più Twitter rispetto a Facebook o Instagram, insomma tutti e tre hanno un valore reale e ormai studiato, insomma, della capacità di fare mercato e di fare relazione. Io, se non posso dirlo, se non ci fosse stato, No, dillo pure, tanto se non ci fosse stato un social non sarei qui. Così come, insomma, io fra La favola di Sid e Un'altra scelta in 3 anni, e ho ancora il calendario pieno fino a primavera, ho fatto quasi 140 presentazioni, che sono tantissime, e la maggior parte di queste presentazioni sono nate attraverso contatti sui social con persone che io non conoscevo. Quindi, diciamo, tocco con mano la qualità. È chiaro, se invece vai su Twitter a fare lo scemo è un altro principio, però se ci lavori è uno strumento che è utile, insomma. Il tuo motto, ce l'hai un motto? Un motto? Un motto? No, giuro. Niente, pensaci. Ma com'è che motto. arrivate tutti senza motto al Taglius? Ma perché tu c'hai un motto? Certo che ce l'ho, il Qual è? rimpianto e il vagare di uno spirito disoccupato. È di mio padre. Vabbè. Ha scritto Te- a mio padre, io te l'hai l'adoro. ripreparata. Mi ci ritrovo. No, ve lo chiedono tutti perché nessuno mi sa dire il, Il motto, proprio. no, purtroppo non ho un motto. Non c'è il motto, vabbè, senza motto. Notate, motto. Antonello Loreto, il prossimo libro sarà Il motto di Antonello. Cos'è che ti colpisce subito del tuo interlocutore fisico? Quando incontri una persona fisicamente, non su Twitter con la boiata di io non sopporto più, ma quando la vedi, che cos'è che ti colpisce subito? Lo sguardo. Lo sguardo, ok. Perché? Perché... Ora sei troppo sintetico, non ho capito. Beh, 2 ore per no, non so, spiegare. vedo Quale 5.000 ragione? domande. Cioè, no, vai tranquillo che quando dobbiamo chiudere No, beh, lo acceleriamo. sguardo, perché insomma vabbè, è inutile dire quelle cose banali alla Maria De Filippi, tipo gli occhi sono lo specchio dell'anima, però insomma è un po' così. Maria De Filippi, non lo sapevo. Nel senso che se riesci a guardare in faccia una persona, quella persona probabilmente all'inizio ti dice qualche cosa e insomma riesci più o meno a entrarci in empatia, insomma è il primo approccio. Beh, se strabica, vabbè, il problema Vabbè, vedi di sceglierne ce uno. l'hai un soprannome? Quale vuoi? Quello ufficiale? Tutti e 2? Si può? No, vabbè, se c'è un nomignolo che appartiene alla sfera dell'intimità non lo svegliamo, ma un soprannome. Pucci, Pucci, da dove arriva Pucci? dall'università. Ah, e perché Pucci? Perché ero un gigante buono e allora il mio... Eri, non lo sei più buono? Sì, no, nel senso che poi mi sono incattivito con il ho passare capito. del tempo. E quindi adesso Però cosa- in università, diciamo, come matricola vivevo con dei ragazzi più grandi di me che mi chiamavano Pucci perché ero il più piccolo, bello pur essendo però come grande. soprannome, E no? quindi da allora me lo sono portato dietro. Qual è la parola che ami di più? C'è uno scrittore. Quella che ti piace di più. Non lo so. E quella che non ti piace? Cioè quella che odi di più. Una parola che proprio ti fa venire l'orticaria come a me in questo momento. Quella che mi piace di più è sogno, credo. Sogno. Però poi magari Che ce ne torna stanno anche 5 spesso. miliardi di più belle, no? Quella che non mi piace è tristezza. Ok. Che cos'è che ti accende? Prima parlavi di una vita che viene accesa, no? Che la cosa che ti dà energia, che ti solleva l'animo, magari non sei in un momento, come dire, dei migliori, sei malinconico, succede qualcosa che ti dà energia, proprio ti dà un'ondata di positività. Ma il fatto di... Eh? Sei capita la domanda. Sì. Beh, no, il fatto di considerarmi una persona fortunata. Insomma, questa io ce l'ho un po' come stella polare, un po' per tante vicende che mi sono successe nella mia vita privata e un po' perché probabilmente per carattere sono un po' banzai ed un po' ottimista, e quindi essendo un po' banzai e un po' ottimista, che probabilmente non avrei fatto questa scelta se non fossi stato così, siccome vedo che questa scelta paga nel tempo, mi ricordo sempre a me stesso, insomma, nei momenti di down, che insomma sono una persona fortunata, quindi questa credo sia una cosa importante.
Ok, tu metti all'inizio del tuo secondo libro un'altra scelta, una frase di Erasmo da Rotterdam, suppongo dall'Elogio della pazzia. La vita è un gioco della follia in cui il cuore ha sempre ragione. Che rapporto hai con la follia? Ti affascina, Allora, ti spaventa? mi affascina moltissimo, ma non, diciamo, più che la follia mi affascina la capacità della mente umana di cambiare repentinamente indirizzo. La capacità, diciamo, che ognuno di noi, messo alle strette o no, in base, diciamo, alle proprie caratteristiche, alle proprie aspirazioni, riesce a fare, diciamo, delle cose magari fuori dalle norme, fuori dalle regole, un po' probabilmente come ho fatto io, no? Nel senso, Certo. un ragazzo in spinta che magari ha 40 anni, guadagna dei soldi, fa una bella attività, e invece una mattina si sveglia e fa una cosa diversa. Quindi la follia, diciamo, nell'accezione positiva, Certo. perché poi è chiaro che come malattia invece mi spaventa. Certo. E poi ho un esempio in casa molto forte, nel senso che una mia zia, alla quale io ero particolarmente legato, si è ammalata all'improvviso di Alzheimer. Per fortuna per noi, diciamo, l'Alzheimer quello buono, quindi non quello aggressivo. E io, diciamo, negli ultimi anni della sua vita ho passato delle giornate indimenticabili con lei, perché questo era un personaggio duro, arcigno, la signora Rothermeier la chiamavano, una professoressa. Scusa, cos'è con tutte le professoresse? No, una professoressa insomma, di quelle precise, puntuali, Ok. rigida, insomma, vecchio stampo, insomma, Ok. vecchio stile. E questa qui invece, mia zia invece ha cominciato a sbroccare, per cui diceva le parolacce, raccontava i fatti di tutti quanti, che ovviamente si era dovuta tenere per sé per tutta la vita, ascoltava una radio che non era mai sulla frequenza giusta, per cui gracchiava continuamente, ciò nonostante lei cantava delle canzoni che nella radio non passavano assolutamente. Quindi, diciamo, un mondo onirico, quasi psichedelico, che mi ha colpito particolarmente, me l'ha fatto apprezzare paradossalmente molto di più di quando magari mi aiutava a fare i compiti. Certo. E quindi evidentemente questa cosa qua mi è rimasta impressa, insomma. Senti, se fossi un animale, che animale saresti? Un bassotto, Un bassotto, è chiaro come Lord. ovvio. Senti, qual è la cosa di cui vai più fiero? Il fatto di aver preso in mano la mia vita, non posso dire contro tutto e tutti, perché sarebbe una cosa bellissima Anche da perché dire, ci hai detto che ti hanno appunto, appoggiato perciò- tutti, nessuno no, ha dico, detto sarebbe nulla. bellissimo dirlo, no? Nel senso che uno a un certo punto fa una scelta contro tutti e tutti, non è vero, però, diciamo, comunque mi sono ripreso in mano la vita, perché quella precedente non mi piaceva più, e non credo che tutti quanti abbiano la possibilità, barra il coraggio, barra l'incoscienza Credo di che sia fare più una questione scelta di del coraggio genere. che di- E quindi di questo vado particolarmente fiero. E ancora di più probabilmente degli effetti collaterali. Io, per esempio, ho recuperato un rapporto che era pressoché inesistente con mio papà. E invece, diciamo, questa cosa qua, il fatto che ci confrontiamo sulle cose che scrivo, il fatto che lui le legge per primo, io la prima presentazione con le gambe che tremavano l'ho fatta a Lecce, dove ho aperto il Salone del Libro, perché avevo mandato la favola di Sid, ma non avendo ovviamente nessuna idea che mi avrebbero ascoltato, insomma. Invece mi arrivò la convocazione e io praticamente la prima presentazione in pubblico la feci al Salone del Libro, aprendo in contemporanea con Paolo Mieli. Però- Per cui c'era una sala enorme dove c'era Paolo Mieli con 5 miliardi di persone, io dicevo, a me figurati chi mi si... E invece poi la sala era piena, la cosa andò bene, e racconto questa cosa qua perché mio padre, che diciamo è notoriamente un pigro, invece mi volle accompagnare a Lecce, quindi mi feci questa specie di viaggio con papà tipo Verdone e Sordi, e ci facevamo questa bella camminata in macchina, 6 ore di macchina, insomma da lì ricominciamo a parlare un po' di tante cose, e quindi questo è un effetto Bella questa cosa, collaterale molto bella. bello, insomma. Mm. Sì.
Ho due domande velocissime, una te la rifacciamo, è piaciuta tanto a Tommaso Dalla Massara che ti ha preceduto nell'ottavo Taius, ovvero sia se sei nella lista dei bambini buoni di Babbo Natale, visto che ci avviciniamo, lui ha... Certo. È certo che sei nella lista dei bambini Sì, buoni, tutti buoni quelli che vengono a Taius, non ce n'è uno. Ok, perfetto. L'ultima, così chiudiamo, il tuo sogno di felicità, visto che sogno è la parola che ami di più, abbiamo parlato di sogni, un po' il tuo sogno si è già avverato, se forse... su questo è difficile rispondere, perché appunto io in questo momento la mia vita io me la sto vivendo un po' come un sogno, nel senso che faccio, credo, la cosa più bella del mondo, una delle 3 cose più belle del mondo, insomma. Quali sono le altre 2? Non si possono dire. Okay. E quindi beh, una forse sì, si poteva dire, vabbè, vai vabbè. Allora fatelo il taglio. Ma infatti, allora intervista. Dai, vai avanti. No, vabbè, quindi cioè, forse sembra banale dirla questa cosa qui, ossia che uno il sogno lo sta già vivendo, però insomma in realtà è così, per cui io mi auguro anzi che la mia vita continui a darmi questo tipo di soddisfazione, serate come queste, cose che scrivo che mi piacciono, il riscontro delle persone, insomma. Mi auguro che sia un sogno che continui per tutta la vita, quindi anche noi te lo auguriamo. È questo il mio sogno della felicità. Te l'auguriamo di cuore, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, di essere venuto Grazie da Roma, a voi. di averci incastrato Grazie a tra 3.000 impegni che avevi. Mi dicono che ci sono delle domande, quindi vediamo se qualcuno ti vuole fare una domanda, poi chiudiamo. Sì, venga pure. Di solito quelle che vengono all'improvviso sono le più toste. Buonasera. Allora, in realtà avrei 2 domande. La prima, più che una domanda, mi sembra un dubbio amletico. Mi ricordo che quasi 2 mesi fa avrei letto un libro di Murakami che parlava proprio di questo dono dello spirito di scrivere. Cioè lui un bel giorno di mattina si alza, vede una penna e inizia a scrivere. Da quel momento lì non smette più di scrivere. E lui ci si chiede come mai mi è venuto questo dono adesso di scrivere, di fare questo qua. E quindi la domanda è, scrittore si nasce o si diventa? È qualcosa, un dono che noi ce l'abbiamo tutti o ce l'avranno alcuni e poi riescono a scoprirlo? Oppure ci si diventa durante la strada delle condizioni di tutta la nostra vita? E la seconda domanda, qual è un libro che l'ha letto più di 3 volte, a parte il privato? Grazie mille. Bellissime domande. Belle, molto belle. Allora, sulla prima mi viene da rispondere un po' come ho risposto prima a lui per un altro tema, nel senso è difficile dire, insomma, cioè, prendere una posizione su una cosa così, cioè scrittore si nasce o si diventa, non... È un po' simile a quella che ci siamo Sì, insomma è difficile rispondere. Io credo ad esempio di essere diventato scrittore, ma perché probabilmente avevo, fra virgolette, il sacro fuoco della scrittura dentro di me, però soltanto nel momento in cui mi sono messo alla prova mi sono reso conto che probabilmente ero capace, adesso a prescindere dalle piccole esperienze che avevo fatto in precedenza nel mondo del cinema. Quindi quando mi sono detto ok, scrivi questa storia e da domani mattina ti metti su un computer e dici oddio adesso come la organizzo questa cosa qui, ed è venuta una sorta di scrittura naturale, e quindi diciamo piano piano le immagini che avevo in testa sono diventate reali. Ecco, in quel momento secondo me è successa questa cosa qui e quindi in quel momento io sono diventato scrittore. Io credo che una persona che abbia la presunzione di dire no, scrittori si nasce, è che appunto è una presunzione, perché come fai a dirlo? Io nasco scrittore, cioè, non riuscirei a dirlo, quindi rispondo, okay. divento scrittore. La seconda, quali libri ho letto? Un libro che hai letto più di 3 volte che non sia il manuale di diritto privato. Beh, anche perché il manuale di diritto privato l'ho letto distrattamente. No, ma perché tu non sai che qui a Udine superare istituzioni di diritto privato è abbastanza impegnativo, ma qui si apre una parentesi che chiudiamo subito. Me la cavai con un 27 dignitosissimo. Il maestro e Margherita.
Che stai leggendo anche adesso. Che sto leggendo anche adesso perché e quindi è la quarta volta che lo leggo e perché lo presento il 20 dicembre al letture leggere. Beh, il Maestro Margherita No, per carità, però insomma. No, per quanto mi riguarda è un libro leggero. Se ti avessi perfetto. risposto i fratelli Karamazov invece... vabbè. Altre domande? No? Allora ringraziamo tantissimo tutti di essere stati qui con noi, un ringraziamento particolare ai miei studenti che sono stati qua fino alla fine, anche se domani hanno l'esame con me, quindi grazie mille, in bocca al lupo e buona serata a tutti, ci vediamo in gennaio per il 10° Taius. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.